Veneto Globe presente anche oggi sul territorio per dar voce alle aziende e alle attività commerciali, alle associazioni, per sentire dal loro punto di vista come vivono, qual è la situazione, come vivono in questo grave momento di crisi dovuto alla pandemia del coronavirus. Io ho in linea con me adesso Stefano Franceschin. Ciao Stefano. Ciao Bruno, ciao. Stefano è presidente dell'associazione Amici di Diego. Io ho conosciuto Stefano, lo conosco da un po' di tempo, però abbiamo avuto modo di parlarci circa un mese e mezzo, 2 mesi fa, in occasione di anzi 2 mesi e mezzo. Sì, ormai il tempo vola. Sì, e passa veloce il tempo. Sì. E in occasione di una rappresentazione in favore, raccolta fondi anche in favore dell'associazione tua, Stefano, sì. Un'associazione che è presente sul territorio da molto tempo e segue le persone con handicap, comunque con fragilità e con l'impossibilità di muoversi da soli, sì. E voi come associazione li accompagnate in giro, e questo è un momento particolare, un momento brutto, un momento che dovremmo stare tutti in casa. Voi come associazione, e penso che tu possa parlare per tutte le associazioni che abbiano lo stesso tuo scopo, come vedi questo momento, come lo affronti, come pensi poi di superarlo? Sai Bruno, io la vedo come presidente di associazione dei ragazzi disabili, la vedo anche come atleta, perché chiaramente il nostro scopo di associazione è quello di portarli nelle maratone, nelle varie corse. Di conseguenza si parte da una base di un fondo di atleti, tutti quanti tesserati FIDAL, che portano questi ragazzi nelle corse. Quindi parlo da due persone: dalla persona atleta, quindi si è adeguato a quelli che sono i tempi di stare fermo e non andare in corsa, a quello che in verità è il presidente di un'associazione di ragazzi disabili in carrozzina, che va a mirare principalmente nell'interesse dei ragazzi. Quindi la nostra ultima corsa è stata fatta a metà febbraio, quando ancora nessuno presumeva che ci sarebbe stato un evolversi di questa pandemia, perché poi è diventata una pandemia. Quindi la nostra corsa l'abbiamo vissuta benissimo, doveva essere la prima dell'anno 2020. Quindi la prima dell'anno 2020 era la mezza maratona di Verona, di Romeo e Giulietta. Come la viviamo? La viviamo che puntualmente una volta a settimana, una volta ogni 2 o 3 giorni, io mando un messaggio WhatsApp, perché poi viviamo nell'epoca della tecnologia, e chiedo alle famiglie come sono, come stanno, come non stanno. Sai che lo scopo nostro è quello di portarli nelle corse, ma sostanzialmente dare uno svago al ragazzo, ma anche al familiare. Di conseguenza è un giovamento, un qualcosa, un arricchimento in più che si cerca di farlo per le famiglie. In questo momento è chiaro che tutti quanti siamo chiusi in casa, chi più chi meno, nel senso che alcuni poi lavorano come sottoscritto, quindi al lavoro ci sono in base al tipo di categoria, ma tutti quanti sono a casa con annessi e connessi problematiche, e sicuramente non è semplice. L'associazione la vive bene e l'atleta la vive bene lo stesso, nel senso che io da un pezzo ho smesso di correre col 3 di marzo, e poi l'8 è venuta fuori quel decreto che poi imponeva, perché poi alla fine impone una uscita limitata in zona. Ora l'hanno raggruppata in 200 metri perché poi non era ben chiaro, quindi si vive bene, si vive con la speranza che la cosa vada nell'evolversi veloce. Non la vedo molto veloce, però diciamo che l'importante è la salute, mi dicevano una volta. Sì, questo è classico, no? Dire importante la salute in un momento come questo viene più difficile, perché il mondo sta vivendo non lo so se tu come associazione riesci ad avere più attenzione in un momento di ferma totale, oppure se comunque la tua associazione è seguita da sponsor, da imprenditori,
da coloro che hanno il cuore per aiutare un'associazione così. Sì, ti ho perso nella prima parte, ma ho capito dove era il succo del discorso, quindi non te lo faccio ripetere. Allora, diciamo che l'associazione in questi anni, io l'ho presa in mano nel 2012, quindi è un'associazione nata nel 2007, ma poi l'ho presa in mano io nel 2012. Le cose sono un po' cambiate perché l'idea era quella di portare intanto a dare quello che serviva ai ragazzi, trovando delle persone, dei simpatizzanti, degli amici, perché sostanzialmente tutti gli sponsor, che poi è brutto chiamarli sponsor, sono più delle persone che hanno dato delle donazioni, ma comunque tutte quelle persone che ci hanno dato una mano sono sostanzialmente diventati degli amici. Chi lo ha fatto puntualmente ogni anno. Lo scopo della realizzazione di questa associazione era quella di avere delle carrozzine specifiche per la corsa, dell'eventuale materiale medico se serviva, perché l'eventuale lettino medico, quello che potesse essere, è stata fatta una richiesta ben specifica. Mi sono poi ogni tanto curato di persone al di fuori dell'associazione, ma nel senso altri ragazzi disabili che qualcuno mi chiedeva avremmo bisogno di fare una carrozzina, quello che sia, tramite, non utilizzando i fondi dell'associazione, ma magari tramite l'aiuto di vari atleti, ponendo il problema di questa persona, abbiamo raccolto anche per altre persone. Non vado a elencare perché poi privacy non privacy, ma ogni tanto compaiono con noi e vengono a correre. Quindi l'associazione, io ho sempre ringraziato chi poi dà il 5 per 1000 a noi, che è una cosa molto importante, e poi di tanto in tanto, come poi è successo con la Proloco di San Pietro e col sindaco, che c'eri anche tu, che è stata fatta quella donazione, noi con quella donazione abbiamo comprato un ruotino. Il ruotino è quella terza ruota che va installata nella ruota della carrozzina del disabile. Serve per non fare un ribaltamento sostanzialmente nelle corse, è un'agevolazione per essere più fluida. Gli sponsor ci sono sempre, se proprio vogliamo chiamarli sponsor, nel senso che questo è un momento di stasi, cioè quello che noi facciamo lo portiamo in giro per l'Italia, perché sostanzialmente abbiamo fatto una caterva di maratone e ci manca la maratona di Treviso che non è stata fatta, ci mancano varie altre corse che sono state poi annullate in questo periodo, la mezza di Vittorio Veneto. Parlo delle corse qui attorno dove tutti quanti ci conoscono. È chiaro che non sarà semplice perché un'associazione come tutte le associazioni, il territorio poi di Conegliano ne ha una quarantina, è chiaro che viviamo di quello che poi le persone riescono a dare ed offrire. E questa cosa che secondo me ci sarà un po' una crisi per tutti, dall'azienda al piccolo familiare che ha il piacere di donarti 10 euro, 20 euro, 50 euro, quello che poi uno riuscirà a fare. È quello che a me poi dispiace. In un mese fa, 15 giorni fa, 20 giorni fa, parlando col sindaco Chies, gli ho chiesto, Fabio, ci conosciamo da una vita, l'associazione quest'anno non farà molte corse, quindi la mia idea era quella, senza intaccare i soldi dell'associazione, che noi viviamo di questo per andare a fare le nostre cose, le nostre modifiche, gli aiuti che possono servire per i familiari o per i ragazzi, possiamo aiutare qualcuno tramite una raccolta collettiva, un passaparola. Io non ho fatto molta pubblicità, anzi, però abbiamo donato qualcosa a chi in questo momento aveva bisogno, era la protezione civile, che va a dire il leggere di Conegliano. Non ho fatto, te lo sto dicendo adesso perché poi c'era questa intervista. Certo. Ecco, la cosa che mi premeva dire è che non ho utilizzato i soldi dell'associazione. Ho fatto come ha fatto 4 anni fa il terremoto di Amatrice, ho buttato un post, da lì si è scatenato il mondo e il mondo ha dato una mano, sapendo che in questo caso chi poteva dare i 10, i 20, i 30, i 50, e così abbiamo fatto. Sì, e sarà sempre più difficile secondo me, sarà una ripartenza con calma. Spero, la cosa che mi fa più da pensare è che oltre a questo star dentro è come staranno le persone dentro, perché poi c'è chi non riuscirà a venirne fuori da un esaurimento, da un qualcosa che può essere, perché sai anche tu le malattie patologiche mentali, e essere segregato in casa non è semplice. Io ti dirò che ho un'abitudine, ho fatto 200 chilometri e quindi la mia mente si è tarata per arrivare in quell'obiettivo, quindi non mi pongo questo problema, mi pongo il problema per le persone anziane, per le persone giovani, per chi aveva un lavoro, per chi non ce l'avrà più, non lo so. Ecco, poi... io vorrei che adesso, purtroppo il tempo scorre, vorremmo... Sì, lo so, infatti. Per molto più tempo, però vorrei un tuo pensiero indirizzato alle famiglie che vivono questo problema dell'handicap, e che in un momento come questo
hanno bisogno della vostra associazione, della vostra presenza, magari anche solo della vostra telefonata. Un pensiero a questo e un pensiero per il futuro, e poi lasciamo comunque una finestra aperta, lo dico a tutti, per poterci aggiornare in prossimi giorni e nelle prossime settimane. Beh, allora sarò veloce, nel senso, partendo dal presupposto che se ci dovesse essere qualche altra famiglia che ha il piacere di aggregarsi all'Associazione Amici di Diego, ben venga, io l'ho sempre detto. Le famiglie con vari disabilità, ragazzi con disabilità sono benvenute. Per quello che riguarda il mio gruppo, che contiamo una quindicina di famiglie, più o meno ce lo siamo detto nel gruppo WhatsApp, lo ribadisco a livello voce e video, grazie ai tuoi potenti mezzi che oggi mi fai avere. Sì, l'importante è sempre essere molto coerenti e sereni con se stessi, vivere la vita giorno per giorno. Secondo me la salute è la cosa principale, e vedere sempre un qualcosa di positivo che ci sarà più avanti. È un momento che non è sicuramente semplice, però credo che basta una telefonata, basta un qualcosa, basta un amico, basta una qualsiasi persona, chiamarlo e farsi dare una mano se ci dovesse essere un problema, che può essere, perché posso capire il momento di debolezza, il momento di non vedere una luce del giorno dopo. Però sono stato toccato nelle mie esperienze di alcune persone che si sono tolte la vita, quindi capisco che è meglio alzare il telefono e dire: avrei bisogno di una mano, in qualche maniera, dal comune, da io stesso, da chi possa essere. Io credo che insomma possiamo venirne fuori da questa problematica che secondo me è risolvibile solo ad avere un po' di pazienza, essere sereni. La cosa importante è essere sereni con se stessi in prima cosa. E guarda, poi io vorrei chiudere qui con la tua rassicurazione. Sei un grande, la tua associazione fa un gran bene, però grazie. Non vorrei che tu ribattessi quello che dico. 250 euro per sostenere un disabile è una vergogna, dovrebbe pensarci molto di più lo Stato a queste certamente. La chiudiamo lì, sperando di non dover tornare su questo argomento, e sperando che la politica faccia buon tesoro di questa nostra certamente, speriamo. Grazie Stefano, ci sentiamo. Grazie a te Bruno. Arrivederci, Ciao, grazie ancora. Ciao, grazie ancora a te.